Insomma, motivi per andare a Chioggia ce ne sono molti e tutto l'anno, ma oggi c'è un motivo in più, c'è una festa autentica che diventa persino sfida, non così millimetrica come appunto il Palio della Marcigliana, ma sicuramente gustosa tra gli stand e il modo di interpretare la cucina tradizionale con una verva rara. La tradizione è la capacità di innovare rimanendo se Per la stessi. prima volta la conferenza stampa di presentazione della Sagra del Pesce 2023, giunta alla sua 84esima edizione, si è tenuta oggi dalle sale del Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, presentata dal consigliere regionale Marco Dolfin. Si è trattato di una presentazione che ha dato un risalto importante alla manifestazione clodiense, offrendo un'importante vetrina a livello regionale, ma non solo. La sagra è stata presentata nella sua storia, nel suo essere attuale, sono stati presentati gli stand e le associazioni che le gestiranno, inclusi i fini sociali che si pongono, ed è stata presentata tutta una serie di spettacoli che nei giorni della sagra intratterranno gli ospiti. Si è potuto assistere all'evento da remoto sia sulla diretta Facebook di Chioggia Azzurra come sulla pagina Facebook del Consiglio della Regione e sulla sua pagina YouTube. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.